Con Pietro Lazzarotto a commentare questo derby di Ognissanti, 3-1 per Breganze che ha sconfitto Telea Medica a San Drigo in un finale emozionante ovviamente per i padroni di casa e per voi magari un po' di disappunto. Sì, certo, le partite di hockey sono queste, lo sappiamo benissimo noi che giochiamo, non dobbiamo raccapricciarci se ogni tanto succede così, perché sappiamo benissimo che succede. Le partite durano 50 minuti e non 47, quindi dobbiamo tenere su la testa e lavorare questo giorno, perché tra 2 giorni abbiamo il Vercelli, per la prossima partita che è importante come tutte, come era questa, come era la precedente. San Drigo ha confermato comunque un ottimo impianto di squadra, un ottimo Mattias Blitz ai pali e ha assolutamente la possibilità di centrare quello che è l'obiettivo stagionale, vale a dire la griglia playoff, no? Sì, certo, però dobbiamo ancora migliorare tanto secondo me, a partire dalle giornate come queste dove non tutto va per il meglio, esatto. Dobbiamo restare lucidi durante la partita, dopo la partita, nel ragionarci soprattutto, perché anche quello fa la sua parte. Quando si perde una partita del genere è forse più importante come ci ragioniamo e come arriviamo alla prossima partita che aver perso questa. Quindi dobbiamo migliorare soprattutto in questo e cercare che insomma, il nostro campionato abbia comunque un crescendo, perché già secondo me siamo una squadra con un buon impianto, come hai detto te. Se più riusciamo a migliorare, certo potremo centrare quell'obiettivo. Il primo tempo hai avuto 2 ottime opportunità solo davanti a Marco Zanfi, tu però sei un giocatore che magari devi fare altre cose, i finisher nella vostra squadra sono altri, no? Sì, certo, ho avuto le mie occasioni, cerco sempre di sfruttarle, però dall'altra parte c'era un portiere che comunque sta dimostrando molto bravo. Come il vostro del resto. Certo, questa sera il risultato lo dimostra e i portieri erano due ottimi elementi. Sì, esatto. ci volevano invenzioni per andare a trafiggerli e quindi Esatto. questo spiega magari solo le 4 orette. Grazie Sì. Pietro per la disponibilità e buona prosecuzione di stagione. Grazie.